la terra, l'acqua è vita, l'acqua scorre libera e non c'è niente che sia più importante sul pianeta di questo liquido magico che mescola e rimescola. Io ho scritto un libro raccogliendo un po' tutte le informazioni che ho trovato, più che altro cercando di capire perché ci sono documenti ufficiali che sono contrastanti sulla situazione geologica, sulla necessità di questo progetto. Però l'importante è che anche voi controlliate criticamente quello che dico io, quello che dicono le autorità, perché sennò siamo sempre sul credersi sulla parola. Allora, questo progetto di cassa di eliminazione viene proposto per ridurre un presumibile rischio a valle per gli abitanti della zona di Padova. Poi vedremo che effettivamente questo rischio sembra non esserci. Qui verrebbe realizzato praticamente un sistema di 3 laghi artificiali con 2 dighe alte 9 metri. Come potete vedere, allora, una delle dighe, quella più bassa, verrebbe realizzata proprio qui, in circa qua. Una delle cose più strane che appare nei documenti di progetto è che la valutazione di impatto ambientale dice che qui si potrebbe costruire questa diga perché la falda acquifera non sarebbe mai a meno di 5 metri dal livello del suolo, ok? Cioè da 5 metri in giù, e allora non ci sono problemi di sifonamento, di passaggio d'acqua sotto la diga. Adesso io, visto che ho abitato qua 45 anni, conosco un po' la zona. Potete vedere lì in mezzo al campo quel canale. Quel canale è una risorgiva segnata anche sulle carte dell'Istituto Geografico Militare, è attiva quando ci sono forti precipitazioni, ma continua per mesi. Allora, già qui vediamo che c'è una grossa incongruenza fra la valutazione che dà il via al progetto, cioè che non ci sarebbero problemi di falde, e l'evidenza, ce l'avete davanti agli occhi, e comunque tutti gli abitanti di Tezze lo sanno, ci sono pompe in funzione negli scatinati da mesi ormai, in una stagione che è stata piovosa, ma probabilmente neanche la peggiore. Per assurdo anche il comune di Arzignano, nel piano di assetto territoriale, buono piccolo, dichiara che tutta questa zona del paese è una zona a edificabilità limitata, nel senso che bisognerebbe, se uno deve costruire un seminterrato, monitorare l'altezza della falda e avere delle precauzioni nella costruzione, nell'impermeabilizzazione di un eventuale seminterrato, proprio perché la falda, il comune di Arzignano dice che va da -2 fino al livello del suolo. Abbiamo questa enorme incongruenza fra la regione che vuole costruire la diga qua dicendo che non ci sono problemi di falda e l'evidenza vostra, credo, e anche del comune che dice esattamente il contrario. Questa è una delle cose che più mi hanno spaventato quando ho cominciato a verificare il progetto, e altre ne vedremo più avanti. L'altezza dell'acqua dei laghi, del lago inferiore, perché quelli superiori sono ancora più alti, è all'incirca l'altezza dell'orologio del campanile di Tezze. Dopo discutiamo anche di quello. Più che altro perché siccome che è un po' stiamo vicino. Allora, prendiamoci un po' a semicerchio così vediamo un'altra. Nel 1905 si sono fatte due rotte, una un po' più sopra qua, circa 1 chilometro, e una ancora più sopra, 2,5 km a valle di Trissino, e il fiume è esondato nella campagna che stava a sinistra. Da allora la zona viene chiamata le rotte del Goa, proprio perché è la zona di rottura degli argini. Potete vedere chiaramente comunque che l'argine da questa parte è molto più alto di quello residuo dall'altra parte, e invece l'alveo in mezzo ai 2 argini ancora esistenti è stato scavato negli anni 70 per tirare fuori ghiaia. E comunque questo qua era il livello all'incirca al momento delle rotte.
Una delle ragioni per fare il progetto è anche perché secondo i proponenti, cioè la Regione Veneto e il Consorzio di Bonifica, questa zona si sarebbe inghiaiata, riempita di detriti nell'ultimo secolo. Questa è un'affermazione, diciamo, diversamente vera secondo me, però dimostreremo che con quello che c'è qua, quello che si riesce a vedere, che questa zona nell'ultimo secolo, sicuramente dopo il 1980, è stata zona di erosione invece che di deposito. Naturalmente per fare il progetto c'era bisogno di una scusa, cioè avere la necessità di drenare il fondo del fiume perché si era inghiaiato e vendersi gli inerti, che probabilmente è la causa principale che ha originato questo progetto, non tanto per rimettere in sesto l'alveo, che il fiume sta automaticamente già scavando questa zona, per cui è probabilmente un lavoro inutile, lasciando fare alla natura, il fiume si riporterebbe molto più sotto. La ghiaia è lo stesso motivo della pedemontana e soprattutto Caldogno al posto della ghiaia È un po' tanto, sì. Guardate l'acqua pulita del fiume già in questo punto, guardate la schiuma che c'è lì. Qua potete vedere il nuovo alveo del Gua, che si è scavato negli ultimi decenni, che è già molto più basso del vecchio alveo da quella parte. La cosa importante da notare è che in questa zona ci sono due resti manufatti. Uno è una vampaora, una chiusa di irrigazione, e il suo fondamento, dopo lo vedremo meglio da vicino, è praticamente a livello di questo piano di campagna. Allora, non può essere un manufatto costruito successivamente al 1905, perché evidentemente prendeva l'acqua dal vecchio alveo, che era più alto, e la portava in questi campi per irrigazione. La posizione dove è sta a significare che comunque il materiale depositato nell'ultimo secolo è pochissimo, probabilmente qualche decina di centimetri al massimo, non i metri di cui parla la regione, perché il manufatto è a 2,5 metri, 3 metri sopra il livello dell'acqua adesso. Un'altra cosa importante è che lì c'è uno di quei resti, dopo andremo a vedere meglio sopra. Io ricordo di averlo visto nel circa 78, e sembra una di queste vasche, poi vedremo più avanti sopra, che coprono tutta questa zona dell'alveo del Gua, a circa 2 metri di profondità, da qui fino su a Trissino, per una lunghezza di circa 1300 metri, 45 ettari, e sembra un sistema industriale per una qualche lavorazione. Sono delle grandi vasche scavate in un banco di argilla molto, molto poco permeabile. Evidentemente sono state fatte artificialmente, servivano probabilmente per una qualche lavorazione. Adesso non si sa esattamente cosa, forse concia o tintura di tessuti o macerazione di lana o canapa. Comunque era un impianto industriale di dimensioni notevoli, per cui molto probabilmente non è giustificabile in nessuna epoca precedente, se non l'epoca dell'impero romano.